Il colore della bottiglia di un succo di frutta o la forma della confezione di una torta possono attrarre più o meno il potenziale cliente e dunque spingere o respingere all'acquisto. Queste scelte però non possono essere affidate alla sensibilità individuale, ma si basano su precisi criteri statistici e di analisi sensoriale. Questo sarà uno degli aspetti al centro della 3 giorni in corso a Treviso sull'innovazione nel settore agroalimentare. L'iniziativa, legata al progetto comunitario ICON, riunisce nella Marca esperti e partecipanti, oltre che dall'Italia, anche da Germania, Austria, Slovenia, Polonia, Ungheria e altri paesi europei. I diversi filoni di studio si concentreranno su meccatronica e igiene e sicurezza degli alimenti, ma in particolare nella sessione trevigiana il focus sarà puntato proprio sul confezionamento dei prodotti, sfruttando l'esperienza di Unicef, società di servizi e formazione di Unindustria Treviso e Confindustria Pordenone e del suo laboratorio di analisi sensoriale. Lorenzo Secco, docente UAV e consulente Unicef. Si distinguono gli alimenti nel momento della scelta tramite gli involucri che li contengono e li propongono, senza che il compratore possa invece accedere al vero contenuto. Quindi le sensazioni, le impressioni e l'utilità che ci può dare un imballaggio è fondamentale nella scelta. Purtroppo normalmente su questi aspetti estetici l'opinione è quello che prevale nel momento della scelta. Noi conduciamo i facilitatori durante questi 2 giorni nel comprendere che anche questi aspetti di percezione possono essere valutati, avere dei dati di partenza e non delle opinioni. Quale può essere il criterio oggettivo per valutare se una bottiglia o una confezione sono efficaci? Il sistema dell'analisi sensoriale è estremamente semplice nella sua linearità. Un piccolo gruppo di persone con un minimo addestramento vengono allenate, vengono preparate per trasformarsi in strumenti di rilevamento delle percezioni. Le tecniche statistiche a supporto di questi gruppi di valutatori permettono di rendere la valutazione fatta da 7-8 persone assolutamente replicabile e ripetibile anche su numeri più grandi. Questo rende lo strumento dell'analisi sensoriale fattibile anche da un punto di vista di tempi e di costi, ma assolutamente anche attendibile quando poi lo si estende a un pubblico ben più vasto. L'agroalimentare rappresenta sempre più un comparto chiave dell'economia della Marca, con ricadute in una vasta filiera, come ricorda Sabrina Carraro, presidente di Unicef e vicepresidente di Unindustria. Si toccheranno veramente tanti settori, perché si parlerà anche di meccatronica, non soltanto appunto di settore intrinseco, ma anche di biotecnologie e anche di food design. Sicuramente è una iniziativa che porterà sicuramente dei risvolti positivi a tutti quelli che parteciperanno, ma anche per il nostro territorio, perché poter accogliere un'iniziativa di questa rilevanza penso possa essere interessante. E poi sicuramente ciò che ne verrà fuori potrà essere messo a disposizione anche di tutte le nostre realtà del nostro territorio, perché sappiamo bene che l'innovazione riguarda tutti gli ambiti, tutti i settori merceologici e anche quello agroalimentare, anzi forse ancora di più, specialmente in questo ambito, in questo momento storico nel quale questo settore è veramente un settore trainante.